Assessore, emergenza caldo, ci sono 2 fronti, quello della popolazione e quello degli invasi. Allora, per quanto riguarda la situazione dal punto di vista degli invasi, c'è da dire che noi dobbiamo riuscire a garantire quelle che sono le necessità in termini di acqua da un punto di vista idropotabile, da un punto di vista irriguo, per quanto riguarda l'agricoltura, dal punto di vista anche industriale per le attività che ci sono sul territorio. In questo caso noi dobbiamo seguire i vari fiumi, quindi corpi idrici, e capire di conseguenza come possiamo garantire la portata che è necessaria per le varie finalità. Per quanto riguarda l'Adige, è una situazione che già si sta rilevando una diminuzione di portata e questo induce ad intervenire. Dobbiamo in qualche maniera contrattare con quelle che sono le province autonome di Trento e di Bolzano per riuscire a garantire appunto il quantitativo di acqua. E poi abbiamo il problema anche del Po per evitare l'intrusione del cuneo scalino, e qui l'interlocuzione è con i consorzi che attingono in Emilia Romagna piuttosto che in Lombardia, perché non dobbiamo dimenticarci che i fiumi hanno un percorso e quindi la conseguenza è che la portata di acqua deve essere valutata in base alla posizione, quindi alla regione di riferimento. Per quanto riguarda poi le richieste anche che ci provengono dai consorzi di bonifica, penso ad esempio al Bacchiglione, per quanto riguarda anche il Brenta, lì siamo intervenuti sull'invaso montano del Corlo per cercare appunto di avere quella portata di acqua che di solito dovrebbe essere in questo caso garantita a partire dal primo di luglio, però in questo caso abbiamo dovuto anticipare. Si è parlato appunto di aprire i bacini montani in anticipo. La trattativa a che punto è? Anche loro sono preoccupati, hanno salutato addirittura la tempesta come una cosa positiva per riempire gli invasi. Beh, è chiaro che ogni precipitazione che arriva, serve assolutamente per dare quella capacità in termini proprio di acqua. La questione è che abbiamo dovuto comunque intervenire con l'apertura dell'invaso, questo del Corlo, proprio per avere almeno quel quantitativo di acqua, visto che i consorzi di bonifica ci stanno chiedendo appunto di poter intervenire. E come mai non si riesce a trattenere? È piovuto abbastanza. Ma in realtà non è piovuto abbastanza. Se voi pensate ai mesi precedenti, quindi aprile è stato il mese più siccitoso, da partire dal 1990. Se poi pensiamo anche a maggio, sì, a parte che degli episodi violenti, ma non è che noi riusciamo a garantire così quantitativi di acqua che sono necessari. E questo dimostra il cambiamento climatico che è in atto, dove noi abbiamo dei momenti dove abbiamo precipitazioni violente ed estreme, quindi con dei quantitativi di acqua che cadono di solito nel corso di più mesi, che si concentrano in poche ore, ma non si riesce a trattenere quell'acqua e quell'acqua corre via. E dall'altro lato poi si alternano i momenti come questi dove incontriamo veramente difficoltà con effetti appunto siccitosi anche, ce ne stiamo rendendo conto. Se dovessimo mettere un'asticella, a che livello siamo? Allora io spero che non si ripeta quanto accaduto nel 2022. Ci potrebbero essere le avvisaglie, quello che io dico è: teniamo monitorata la situazione, si stanno valutando le manovre che devono essere adottate, e questo in sinergia naturalmente con i vari soggetti, la Regione del Veneto insieme ai Geni civili, piuttosto che i consorzi di bonifica, piuttosto che ARPA, quindi tutta una serie di interlocutori che valutano in base ai dati che abbiamo a disposizione per avere la situazione, sapendo che prima di tutto noi dobbiamo scongiurare le emergenze da un punto di vista sanitario, cioè dobbiamo riuscire a garantire l'acqua da un punto di vista del idropotabile, dal punto di vista anche della sanità, dopodiché gli usi legati all'agricoltura, in terza battuta quelli legati alle attività produttive. Se voi pensate dal 2010 a oggi è stato fatto molto in termini di realizzazione di bacini di laminazione, perché ce ne sono ben 13 realizzati, considerando che le opere che adesso vengono predisposte sono opere che hanno finalità plurime, cioè non solo destinate, a raccogliere l'acqua nel momento dell'alluvione, ma in teoria anche a trattenerla per dopo garantire la distribuzione. La Regione del Veneto da questo punto di vista di, milioni ne ha investiti in questi anni e ne ha previsti anche nel bilancio, proprio per riuscire a creare le condizioni, sapendo che, la situazione della siccità noi la incominciamo a vivere in questo periodo. Di recente ho incontrato ad esempio i rappresentanti degli Emirati Arabi, dove loro da sempre hanno affrontato il problema della siccità e per il 90% ad esempio usano acqua del mare per bere. Noi situazioni del genere in una regione, se pensate come la nostra, con la presenza di falde, di fiumi, non abbiamo mai avuto questa necessità. Dobbiamo incominciare a fare delle valutazioni e vedere in giro per il mondo che cosa viene fatto e magari trarre anche spunto. Tanto si parla anche dell'idrovia di Padova come bacino per trattenere l'acqua.
Anche quella, in realtà potrebbe essere un'opera che richiede però importante, che richiede però il coinvolgimento dello Stato perché, da un punto di vista economico è particolarmente impegnativa. Quindi la Regione del Veneto da sola non può realizzare un intervento di quella natura, è chiaro che bisogna sensibilizzare. A proposito di Padova, il tema del termovalorizzatore. È quello, deve essere garantito perché l'acqua lì deve arrivare, perché voi capite bene, qui si trattano rifiuti e se manca l'acqua ci può essere un rischio di un'emergenza sanitaria se non arriva l'acqua lì. Ecco che noi dobbiamo assolutamente garantirla, è proprio per quegli usi previsti da normativa, cioè quando ci si attiva ci sono comunque una serie di priorità che devono essere garantite per legge e l'intervento anche eventuale del Presidente della Regione con delle ordinanze è chiaro che fanno riferimento alle priorità stabilite da un punto di vista normativo. Ricordiamoci prima di tutto la persona che deve avere la disponibilità dell'acqua, l'igiene da un punto di vista quindi sanitario e poi tutti gli altri usi. C'è anche la fauna ittica, già abbiamo visto dei segnali a Piazzola, ci sono altri segnali di allarme? Beh, questa è una dimostrazione perché quando c'è carenza di acqua, piuttosto che l'intrusione del pugno salino, son tutta una serie di conseguenze collegate alla siccità. Dobbiamo entrare nella logica che durante tutto l'anno noi ci troviamo sempre di più di fronte a questo cambiamento climatico che è in atto, per cui ogni volta che piove riscontriamo danni, vista la violenza delle precipitazioni, che poi possono essere alternate a momenti come questi con le conseguenze legate alla grande caduta. Allora, il presidente ti ha anticipato avrà la delega ai Colli Euganei. Che cosa ne farà? Che cosa si aspetta? La delega al marketing territoriale delle terme e dei Colli Euganei dimostra l'attenzione che il presidente Stefani, la giunta vuole dedicare a questo territorio così importante, il polo termale più grande d'Europa, bisogno assolutamente di un rilancio e questa cornice fantastica, naturalistica, deve essere sempre più conosciuta e valorizzata nel mondo. Quindi ha già qualche azione in programma. Intanto bisognerà sentire tutti i protagonisti di questo territorio, dagli sindaci, gli enti locali, le organizzazioni di gestione della destinazione, la fondazione e tutti coloro che contribuiscono in questo territorio a renderlo così grande. Sì, non è un lavoro facile, però tu sei casato sindaco di DC. Montegrocco ha la sua filosofia di promozione, Abano ha la sua, non vanno d'accordo, ci vuole un miracolo. Bisogna cercare di fare sistema tra tutte le realtà di questo meraviglioso territorio, creare un brand di questo territorio che sia conosciuto in tutto il mondo. Io credo che sia fondamentale appunto l'identità di destinazione, promuovere l'identità di destinazione, promuovere uno storytelling per questo magnifico territorio per riuscire a farlo veramente conoscere e rendere ancora più attrattivo di quello che Anni è. fa si era ipotizzato un Terme di Venezia. Una cosa che, insomma, anche questo può essere un brand, ma credo che sarà da valutare con tutte le componenti della nostro studio. Due siti UNESCO, uno è il Laghesto e l'altro è il Mab UNESCO, insomma di medaglie ne ha Ponte. Per quello dicevo, ora è importante creare un brand che si faccia conoscere al di fuori, anche fuori del nostro paese, in tutta Europa e che lo caratterizzi sempre di più. Ecco, nuova delega e anche nuovo presidente, è stato nominato Mauro dell'università, conosce bene questo territorio che ha anche tante criticità dal punto di vista ambientale, deve essere anche manutenuto e più è molto popoloso e soffre di burocrazia. Ecco, sicuramente le nomine al Parco Colli devono essere indirizzate anche là a promuovere questo territorio e risolvere le tante criticità che ha indicato lei. E lo faremo in collaborazione con tutti gli altri assessori, con gli assessorati competenti, lo faremo in collaborazione soprattutto con il Parco Colli e con i sindaci di questo territorio, con la comunità del parco, con tutte le associazioni che danno vita alla comunità del parco e che lo rendono una perla così preziosa in questa nostra città. Il messaggio al presidente è questo: priorità al marketing.
Sì, questa è una delega specifica al marketing territoriale che vuole, insieme a tutti i protagonisti di questa area geografica, valorizzare il primo. Noi mettiamo a disposizione in tutto 44 milioni, oggi eroghiamo la prima tranche di 12 milioni di euro che andranno appunto per la riduzione delle liste d'attesa, che guarderanno mediamente circa 100.000 prestazioni che oggi sono in lista d'attesa e che ovviamente grazie a questa delibera avranno uno sprint. Si tratterà quindi anche e soprattutto, o principalmente, di prestazioni aggiuntive che verranno erogate all'interno ovviamente delle nostre strutture ospedaliere. Come verranno distribuite? Verranno distribuite ovviamente sulla base degli indicatori delle liste d'attesa, cercheremo ovviamente di fronteggiare le situazioni di maggiore criticità. Si può sempre migliorare, è vero, dati Agenas ci dicono che siamo ancora la prima regione per liste d'attesa, abbiamo anche migliorato alcuni indicatori, ma io credo sempre che si debba fare di più, perché la salute è un diritto fondamentale dei cittadini e tutto quello che noi possiamo destinare alla riduzione della lista d'attesa dobbiamo destinarlo. Ricordiamo che oltre a questi 12 milioni ce ne saranno altri 32 che invece sono destinati all'acquisto principalmente di tecnologia e quindi di strumentazione che potremmo destinare anche alle case di comunità e che ovviamente avranno un effetto diretto anche sulla riduzione delle liste d'attesa, perché ovviamente strumentazioni e investimenti in tecnologia aiutano a ridurre le liste d'attesa, aiutano a garantire anche una migliore performance delle realtà ambulatoriali. Vi siete impostati in territorio che ha anche tante richieste, avete anche un'azienda molto fitta di impegno. Sì, questa è la prima di diverse giunte itineranti che faremo, 2 circa all'anno. Ovviamente andremo in alcuni luoghi simbolo, alcuni territori. Oggi incontreremo, oltre che le realtà imprenditoriali, i viticoltori, gli apicoltori, ci sarà una visita all'ospedale dei Colli, ci sarà anche ovviamente insieme a tutto questo delle visite imprenditoriali in alcune realtà di questo territorio, incontreremo cittadini, associazioni, sindaci e è l'occasione per incontrare il territorio e credo che una giunta che al completo insieme, ovviamente a tutti gli assessori, riesce a confrontarsi con il territorio, porti dei benefici importanti a questo territorio. Oggi i Colli Euganei rappresentano, una realtà straordinaria che merita di essere valorizzata anche con un brand d'area molto forte. Avremo una delega specifica al marketing territoriale dei Colli Euganei che sarà destinata oggi all'assessore Giacinti e si occuperà esclusivamente, ovviamente, per quanto riguarda la promozione dei Colli Euganei dell'area termale. Presidente del parco? Oggi nomineremo anche il presidente del parco, ovviamente poi invieremo a favore di stampa la determinazione che andrà appunto, che è un decreto del presidente della giunta regionale che appunto andrà a nominare il presidente del parco e da domani sarà ovviamente operativa questa struttura che risulta fondamentale e strategica per lo sviluppo di questo territorio. A proposito di valorizzazione del territorio, l'etichetta d'ingresso a 50 euro che si è recepitato per Venezia può essere un po' tinta per poi togliere un po' meno di pressione su Venezia e valorizzare appunto il territorio. Beh, sono scelte del sindaco e non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci con Venturini su questo aspetto. Tra l'altro ieri, insomma, ha più volte ribadito il fatto che su questo tema ci sono state anche alcune esagerazioni dal punto di vista dei titoli stampa e quindi prima mi confronto con lui per capire qual è il reale progetto e poi possiamo avere un'opinione in materia. E quindi ecco, questa è una posizione che ovviamente spetta al sindaco con cui mi confronterò una volta che ci sarà un tema chiarito. Ma quindi chi sarà il presidente del parco? Il presidente del Parco Colli sarà Mauro dell'università, ci sarà anche un vicepresidente che sarà Mattia Montemezzo, e su questo ovviamente faremo un lavoro di squadra insieme a tutto il direttivo, insieme a tutta la comunità del parco, insieme a tutti i sindaci. Io rimarco l'importanza della collaborazione con gli amministratori locali e con i sindaci di questo territorio, al di là dei colori politici, perché i Colli Euganei meritano di avere la massima promozione. Oggi siamo qui per questo, poi saremo in altri territori, saremo in Lessinia, nel Delta del Po, ma in realtà in tantissimi altri territori, in tutte le province del Veneto, per giunte itineranti che incontrino il territorio. Oggi non siamo solo qui a fare giunta, questo ovviamente è una parte simbolica della giornata di oggi, operativa ma anche simbolica, ma tutte
tutta la giornata sarà dedicata agli incontri con il territorio e le realtà di questo straordinario le associazioni culturali, volontariato, sociali e sanitari. Allora, le strutture regionali stanno monitorando attentamente, minuto per minuto, la situazione e stiamo ovviamente facendo tutte le valutazioni del caso. È chiaro che quando si parla di temi come questo si deve parlare di sostenibilità in senso ampio, perché c'è una sostenibilità ambientale, ma c'è anche una sostenibilità sociale, anche per quanto riguarda ovviamente il mondo del lavoro e quindi le nostre scelte saranno orientate, a questo criterio e ovviamente faremo tutte le valutazioni del caso e informeremo ovviamente adeguatamente i cittadini. Questo posto di Parco Polli da moltissimo tempo chiedono che ci sia un sistema di acquedotto e di irrigazione, di possibilità di irrigare quest'area che è anche un fiore all'occhiello per le tue posizioni. Sì, oggi noi tra l'altro nomineremo il presidente del parco, andremo a costituire tutta la governance del territorio e sarà l'occasione anche per guardare con attenzione alla struttura tecnica, per garantire ovviamente a questo territorio le risposte che merita e noi vogliamo investire molto nei parchi, regionali, perché non sono solo, come qualcuno può immaginare, un aspetto di carattere naturalistico, ma hanno a che fare con il mondo del lavoro, hanno a che fare ovviamente con le sfide del mondo dell'agricoltura e così via, noi dobbiamo dare risposte concrete, lo dobbiamo dare ovviamente con un organico capace di affrontare queste sfide. Noi ovviamente monitoriamo le situazioni come tante altre situazioni che accadono tutti i giorni e non dobbiamo ovviamente amministrare con la paura o la preoccupazione, ma tenendo conto delle esigenze che i territori hanno. A proposito di risposte, che ha parlato molto di infrastrutture in questi giorni del nodo di Padova soprattutto. Che sensazioni ci sono in termini di stazione, alta velocità e questa situazione che il sindaco ha detto preoccupa molto e sembra che per i prossimi 10 anni non se ne passa via? Beh, allora, su questo tema sappiamo benissimo che perché, si arrivi a Padova bisogna sbloccare Vicenza e siamo al lavoro e su questo tema prossimamente, a breve, ci saranno importanti novità per sbloccare il nodo di Vicenza con il Ministero, e stiamo ovviamente lavorando in questa direzione. Solo dopo aver sbloccato il nodo di Vicenza si potrà procedere con Padova e quindi questa è, diciamo, la realtà delle cose e noi corriamo ovviamente per far sì che tutto questo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Non può escludere che ci vogliano 10 anni o no, non del tutto. Io voglio escluderlo perché noi dobbiamo sbloccare innanzitutto il nodo di Vicenza e lo vogliamo sbloccare nei prossimi tempi, e quando dico prossimi tempi intendo prossimi tempi, e poi procedere con l'attenzione sull'alta velocità successiva e quindi a Padova. Si è parlato tanto anche dell'ospedale di Padova e di questo nuovo progetto della regione di un ridimensionamento però più funzionale. Allora, non c'è nessuna ipotesi di ridimensionamento, semplicemente, abbiamo fatto le nostre valutazioni e chiediamo che il Sant'Antonio, l'ospedale di Sant'Antonio sia mantenuto, così come il pronto soccorso del Sant'Antonio. E credo sia qualcosa di fondamentale per una città come Padova, che vede in questo presidio un punto di riferimento centrale per la città, in un periodo, in una situazione in cui i pronto soccorso sono, oberati di accessi, è impensabile di chiudere un pronto soccorso storico come quello del Sant'Antonio, e quindi nel progetto di Padova Est, che ricordiamo non prevede solo l'ospedale di Padova Est, ma prevede anche il tema Giustinianeo e il tema Sant'Antonio, dobbiamo considerare che Sant'Antonio rimanga e questo è un punto fermo che io ho espressamente chiesto. Quali sono quindi tra le prossime scadenze, le prossime mosse in visione di questo ospedale, ecco? Ma le prossime mosse sono quelle che sono da progetto, quindi da programma, quindi non si avanza di un giorno in più rispetto a quanto è stabilito. Noi stiamo facendo ovviamente delle valutazioni per quanto riguarda la parte finanziaria, perché sapete che il tema, concernente INAIL l'accordo co INAIL prevede una locazione, per 25 anni, alla fine della quale però non hai la proprietà, dell'opera direttamente e quindi stiamo facendo delle valutazioni perché lì dove saremo in grado di intercettare dei fondi di carattere nazionale o di recuperare fondi in altro modo, probabilmente ci conviene, fare una scelta di investimento e magari avere la proprietà di, quell'opera. Credo che questa sia una scelta che qualsiasi buon padre di famiglia farebbe,
anche per la propria famiglia, e credo che un presidente di regione debba esplorare assolutamente questa possibilità, anche alla luce, insomma, del fatto che l'ospedale di Padova sarà un ospedale altamente tecnologico, un ospedale di terzo livello se andiamo a valutarlo secondo le classifiche, quindi di massimo livello secondo le classifiche attuali della prossima riforma, e quindi noi vogliamo esplorare assolutamente questa possibilità per far risparmiare i cittadini del Veneto, e credo sia doveroso che un presidente di regione faccia questa valutazione. Grazie. Grazie.